Oh raga, chi vince? Chi vince oggi? I blu o i neri? Era stato un 2 giugno di follia, quello vissuto tra Castelnuovo e Peschiera esattamente un anno fa, quando sulle sponde del Garda esplose una maxi rissa forse senza precedenti in Italia. Online si erano dati appuntamento centinaia di ragazzini che poi avevano spadroneggiato sul lungolago, baby gang rivali che avevano dato il peggio di sé. Come epilogo una serie di denunce per molestie sessuali sul treno Verona-Milano della sera, vittime alcune ragazze. Ora quel copione potrebbe ripetersi. Sugli stessi social infatti è stato annunciato un raduno di Maranza, che nel gergo sono proprio i nuovi bulli. I video, soprattutto su TikTok, sono virali quanto spavaldi. Tanti giovanissimi stanno parlando espressamente di assalto a Peschiera. Una sfida di fatto anche alle istituzioni e in particolare al ministro Salvini, che proprio un anno fa aveva lanciato l'idea di estendere l'associazione a delinquere anche ai minorenni. Salvini, che sempre su TikTok è intervenuto nelle scorse ore. Se hanno 13, 14, 15 anni non mi interessa, devono essere trattati e puniti come se fossero maggiorenni e mi domando dove sono quelle mamme e quei papà e che educazione abbiamo dato a questi cretini. Lo facesse mio figlio, 2 schiaffoni non glieli risparmierebbe nessuno. E io penso che reintrodurre anche un annetto di servizio militare e civile obbligatorio reinsegnerebbe a molti lo stare al mondo, il rispetto, il sacrificio, la generosità e soprattutto il fatto che ci si può divertire senza rompere le scatole al prossimo. L'allerta è quindi massima, con la prefettura di Verona che ha attivato misure preventive straordinarie in collaborazione con tutte le province limitrofe, comprese quelle lombarde. Si tratta non solo di monitorare l'area gardesana, ma anche le possibili località di provenienza. A complicare la situazione potrebbero arrivare anche degli ultras, alcuni legati alle frange più estreme della tifoseria dell'Hellas Verona, che hanno annunciato un piano alternativo di controllo del territorio. 400-500 italiani, quelli giusti, difendiamo casa nostra, presente, femo la sagra delle pappine, dai che ci divertiamo, viene detto in altri messaggi, sottolineando che il raduno dovrebbe vedere protagonisti soprattutto giovani figli di immigrati nordafricani. Visti i toni e nonostante le misure di sicurezza annunciate, l'allerta attorno al Garda è rossa e stavolta il meteo non c'entra nulla.